Buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo ritornati sull'argomento verso la transizione ecologica. Lo stiamo facendo da diversi punti di vista, da un punto di vista di innovazione, di ricerca, sviluppo, lo facciamo con professori universitari, con esperti del settore. Oggi lo faremo da un punto di vista aziendale, quindi cosa può fare un'azienda o cosa dovrebbe fare un'azienda per adattarsi e sostenere e cavalcare questa transizione ecologica da un punto di vista di riorganizzazione aziendale piuttosto che da un punto di vista, voglio dire, di norme da applicare. Lo facciamo con un ospite che è l'amministratore delegato di Green Tech Italy, è una rete molto importante che opera nel nord-est d'Italia ed è una persona che è molto, molto ferrata e che ci dirà chiaramente quali sono gli strumenti da adottare per le aziende, ma soprattutto anche gli strumenti, verso la fine della trasmissione, gli strumenti di agevolazione a cui possono partecipare, quindi i bandi di finanziamento a cui possono partecipare le aziende per cavalcare questa transizione ecologica. Buongiorno dottor Cancino, grazie di essere qui. Intanto da dove partiamo? Partiamo dall'Agenda 2030, giusto per inquadrare il problema o questa opportunità di transizione ecologica? Certo, certamente l'Agenda 2030 che ricordo è un documento che è stato sottoscritto da tutti i paesi aderenti all'ONU, quindi era il 2015 nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite viene sottoscritto questo documento che è di fatto una tabella di marcia per uno sviluppo sostenibile della nostra società, quindi certamente è un atto politico fondamentale che negli anni successivi, ormai siamo a 8 anni no, dalla sottoscrizione di questo documento, in realtà ha indirizzato tutte le politiche che a livello di stati e anche a livello di normative regionali hanno indirizzato delle politiche, soprattutto industriali, politiche che poi le imprese sentono in quanto poi vedono provvedimenti in particolare verso investimenti che incentivano appunto progetti di innovazione piuttosto che investimenti di tipo industriale nella direzione della cosiddetta transizione ecologica di cui ormai abbiamo tutti imparato a conoscere. La parte direi più importante e alla base di un qualsiasi processo di transizione ecologica che può intraprendere un'azienda è quella di partire da quello che viene chiamato bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità, bilancio di circolarità. Ci parla di questi bilanci perché siamo abituati, sono anch'io imprenditore, a fare i bilanci economici, ma magari ci sono anche altre tipologie di bilancio che oggi fra l'altro interessano, vorrei anche sottolineare, interessano molto 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 agli istituti di credito, quindi alle banche e agli istituti finanziari. Ma certamente questo è uno dei punti nodali in relazione proprio agli impatti no, di queste politiche di cui dicevo prima, no, che poi riscontrano direttamente le imprese e gli imprenditori. Sono a tutti gli effetti delle informative che vengono allegati ai cosiddetti dichiarazioni di tipo finanziario, quindi situazioni patrimoniali che invece gli imprenditori sono ovviamente abituati a compilare ogni anno. A queste dichiarazioni di tipo finanziario si aggiungono queste nuove dichiarazioni non finanziarie e che riguardano appunto la sostenibilità delle imprese. Ricordo che il termine sostenibilità è un termine molto ampio e che non riguarda solo la sfera ambientale di cui probabilmente tutti noi abbiamo una maggiore percezione, ma riguarda anche diciamo, la capacità delle imprese nel fare azioni che possono avere un impatto ad esempio a livello sociale piuttosto che a livello di buona gestione delle proprie aziende, sia a livello interno, pensiamo a politiche di welfare, ma anche a livello esterno, magari iniziative che vengono condivise impresa e enti amministrativi per fare degli investimenti ad esempio in infrastrutture. Ecco, i bilanci di sostenibilità quindi accompagnano quella che è una sostenibilità economica che l'azienda per definizione deve avere, altrimenti non sarebbe tale, aggiunge questi altri profili, quindi un profilo sociale, il profilo ambientale certamente e questo profilo di buona governance, cioè di buona gestione aziendale.
quindi non soltanto aspetti relativi, voglio dire, all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, ma anche gli altri punti che tra l'altro abbiamo avuto l'immagine, gli altri punti che sono i cavalli di battaglia dell'Agenda 2030, quindi la sostenibilità, la governance, l'attenzione al sociale, voglio dire, sono importanti e sono visti anche di buon occhio, torno a dire, dagli istituti di credito e non solo. Quindi se dovessimo dare una indicazione a un'impresa che vuole intraprendere un percorso green, diciamo così, si potrebbe partire intanto da una norma come sulla qualità c'è la ISO 9001, potremmo partire dalla norma ISO 14001, che è la norma appunto che regolamenta la tutela dell'ambiente e il rispetto dell'ambiente. Com'è sviluppata, cosa deve fare, com'è organizzata questa norma e cosa si aspetta un'impresa che poi si mette su questo cammino, cosa deve fare? Certo, è sicuramente diciamo, un percorso. Faccio solo una premessa: se i bilanci di sostenibilità ormai sono già un obbligo per certe realtà industriali, quindi grandi imprese o organizzazioni di interesse pubblico, già queste realtà sono obbligate a fare bilanci di sostenibilità. Questo obbligo non c'è ancora per le piccole e medie imprese. C'è già una direttiva europea comunque che mette avanti anche questo potenziale obbligo che si potrebbe tradurre in una normativa regolatoria nei prossimi anni. Tenete presente che sviluppare questo bilancio che dicevo un'informativa ha un valore anche per l'azienda, perché ricordo che la possibilità di essere più efficienti nell'utilizzo delle risorse, pensiamo alle materie prime in ingresso, piuttosto che energetiche, idriche, o valorizzare degli scarti, i cosiddetti rifiuti, che si trasformano da un costo ad una risorsa, sono convenienze oggettive per le aziende. Quindi questo percorso non è solo un atto formale che permette poi di avere anche un profilo, ad esempio, sull'affidabilità creditizia migliore, ma si quantifica economicamente proprio nei bilanci economici, perché si riscontrano delle economie, quindi minori costi e quindi marginalità più alti. Questo lo sottolineo per evidenziare l'importanza concreta. Certo, per arrivare a questo, come ingegnere lei diceva, c'è un percorso. Intanto questo percorso si può fare tranquillamente a step, quindi per passi. Intanto applicare sistemi di gestione ambientale come la ISO UNI 14001-2015, che è un sistema di gestione che permette di migliorare le prestazioni ambientali di un'azienda, è un prerequisito, se non altro perché permette all'imprenditore intanto di mettere in piedi un sistema per una raccolta di informazioni e di dati che riguardano sostanzialmente gli aspetti dell'inquinamento, no? Che l'azienda nel processo produttivo può generare, piuttosto che la verifica se l'azienda risponde, le attività dell'azienda rispondono a normative cogenti. Quindi quello sicuramente è un primo strumento, peraltro già conosciuto, che molte aziende già hanno adottato. Poi c'è un altro strumento recentemente pubblicato, in questo caso dall'UNI, cioè l'Ente Nazionale di Normazione, che ci dà invece degli indicatori precisi per misurare il livello di circolarità dell'organizzazione. Infatti, stavo arrivando alla domanda, quindi tornando un po' indietro, in pratica la UNI-N ISO 14001, questo sistema di gestione ambientale, ti dà la possibilità di intanto organizzare l'azienda con ruoli, mansioni ben definite, sempre il focus, ci tengo a dirlo, è il focus dell'organizzazione volta alla tutela dell'ambiente, al rispetto della normativa in materia ambientale. Quindi una direi struttura organizzativa ben definita, con ruoli ben definiti, mansioni ben definite, e soprattutto la parte che è poi la parte che interessa e che fa effettivamente valore aggiunto è la parte degli indicatori ambientali e degli obiettivi ambientali che si dà all'azienda. All'interno di questi obiettivi ambientali c'è il recupero, il riciclaggio, il risparmio delle risorse e il recupero delle risorse. C'è una norma appunto, ma ha già
ha già lanciato, voglio dire, il sasso. C'è una norma che è specifica, nuova, appunto sulla circolarità dei processi. Ne stavo parlando e questa è un po' una novità, credo, almeno per il sottoscritto e credo anche per il pubblico, se ce la descrive, che così diamo anche un valore aggiunto ulteriore. Certo, pensiamola intanto come uno strumento che può avere l'imprenditore per iniziare, diciamo, questo percorso che lei diceva, ingegnere, verso quell'obiettivo ultimo che è definire il bilancio di sostenibilità. È una norma sostanzialmente che ci dice e ci fa sostanzialmente analizzare come all'interno dell'organizzazione noi siamo efficienti nell'utilizzo intanto delle risorse, le materie prime in ingresso, no? Se queste materie prime che tipo di provenienza hanno, ovviamente potete immaginare che materie prime che derivano da processi già di riciclo, di recupero di altri materiali sono chiaramente privilegiate rispetto all'utilizzo di materie prime vergini, che quindi consumano risorse naturali non più rigenerabili. E poi diciamo è una norma che ci dice come sostanzialmente all'interno dei nostri processi siamo efficienti da un punto di vista dell'utilizzo delle energie che vengono utilizzate nel ciclo produttivo, quindi elettriche, termiche, anche idriche, soprattutto al giorno d'oggi che c'è anche questa, diciamo, questo tipo di allarme. E poi come immaginiamo di progettare il nostro prodotto, chiaramente nell'ottica che questo prodotto nel ciclo di vita che avrà, sia quando verrà utilizzato dai clienti o quando finirà il suo percorso di utilizzo, possa essere in realtà recuperato. E qui entriamo nel mondo dell'economia del riciclo, dove sappiamo che il recupero può essere sotto diverse forme. Può essere un riutilizzo, un riuso totale o parziale di questo componente, di questo prodotto, ma può essere anche una trasformazione di questo cosiddetto rifiuto, una parte dello stesso, che può essere utile o per la stessa azienda o anche per altre aziende per generare dei nuovi prodotti. E questo è un grande passaggio, diciamo, concettuale, progettuale, che questa norma in qualche maniera ci aiuta a concepire e a capire. Sì, la cosa che poi può spaventare, voglio dire, o comunque può impensierire l'impresa, visto che il focus oggi è l'impresa, cosa può fare per la transizione ecologica, cosa dovrebbe anche fare, è che poi sono tutti balzelli o comunque oneri, costi da aggiungere, magari a dei costi che sono già abbastanza alti, perché comunque nella vita dell'impresa ci sono non soltanto normative legate all'ambiente. Il panorama, voglio dire, il panorama di finanziamenti che c'è fa capo e proviene sempre a monte, voglio dire, da quella che è l'Agenda 2030 e ha vari indirizzi. C'è la transizione ecologica, transizione digitale, voglio dire, tutta una serie di strumenti, e sono stati praticamente anche rivisti e inseriti all'interno di quello che è il PNRR, piuttosto che il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, e anche all'interno di finanziamenti che sono regionali piuttosto che locali. Ci fa un panorama, così anche possiamo dare delle indicazioni abbastanza importanti per l'impresa, che alcuni costi o parte di questi costi li può ammortizzare piuttosto che li può sostenere all'interno di progetti che sono previsti, voglio dire, sia dalla Comunità Europea che dallo Stato piuttosto che dalla Regione Veneto. Sì, lei ingegnere ha citato delle fonti di finanziamento che oggettivamente esistono. Poi la possibilità di utilizzare questi cofinanziamenti prevede la presentazione di una domanda, di un progetto, quindi c'è un'articolazione in alcuni casi anche complessa, ma comunque fattibile. Dal punto del PNRR, di cui diciamo ormai abbiamo imparato tutti a conoscere, è un grande contenitore dove ci sono chiaramente delle misure dedicate alla transizione verde, ha
diverse missioni e quindi diverse possibilità di accedere a dei finanziamenti. Ricordo tra le tante una che ci sarà di recente, che vedremo prossimamente, è quella addirittura che vede il sistema universitario e quindi gli atenei del nord-est coinvolti attraverso un progetto che si chiama INEST, che con dei bandi cosiddetti a cascata permetterà alle imprese di sviluppare dei progetti di ricerca e di innovazione nel settore, appunto, nel nostro caso, dell'economia verde, diciamo, della transizione ecologica. Ecco, questo è già un esempio di applicazione di risorse del PNRR che poi possono essere attinte anche a livello locale. Ma io direi che in questo momento siamo praticamente al via di fondi regionali che secondo me possono interessare particolarmente le aziende. Sono i cosiddetti fondi strutturali, fondi di coesione, che permettono alle imprese, in particolare Veneto, comunque che hanno una unità operativa nel Veneto, di attingere a delle risorse anche più facilmente, più speditamente, che appunto riguardano l'innovazione, la ricerca, ma anche investimenti, infrastrutture, per arrivare anche al rafforzamento del capitale sociale. Stiamo parlando del programma regionale 2021-2027, di cui potete sul sito della Regione del Veneto giungere a verificare tutte le sue applicazioni. Sono risorse importanti che nei prossimi mesi e nei prossimi anni, quindi 2027, dovranno essere realizzate. Quindi imprenditori che vogliono investire nell'innovare i propri processi industriali verso diciamo, prestazioni più green, ma di cui sottolineo la convenienza poi economica, no? Che è abbastanza evidente, ecco, possono utilizzare questi fondi. Poi chiaramente ci sono tutti i fondi dell'Unione Europea, che quello è un grande contenitore di risorse. Qui oggettivamente l'accesso a questi fondi è molto più complesso, presuppone, vi potete immaginare, in molti casi anche delle collaborazioni con partner internazionali, quindi sono magari progetti che possono interessare aziende un po' più strutturate, aziende già internazionalizzate, ma comunque anche quelli sono a tutti gli effetti delle risorse. Quindi però io il consiglio che darei: guardate i programmi regionali del Fondo di Coesione della Regione del Veneto, perché stanno partendo tante iniziative, tante misure, secondo me molto accessibili per gli imprenditori. Sì, credo che anche uno degli scopi di questi progetti e di questa transizione ecologica sia quella anche di aggregare e soprattutto coinvolgere partner che hanno punti di vista diversi. Faccio l'esempio anche delle reti innovative regionali, dove c'è, voglio dire, il partner università, il partner privato, chiaramente il partner pubblico alle volte, in modo che punti di vista diversi possono contribuire all'interno, voglio dire, di un team a creare un progetto e realizzare un progetto di transizione ecologica, quindi di un progetto che fa bene all'ambiente. Queste forme aggregative io vedo sempre di più l'università, mi sembra, vero, che viene messa in campo, quindi cervelli freschi e gente che ha idee nuove, probabilmente. È proprio così, è la verità, ma dall'altra parte, quando vogliamo innovare un processo produttivo, come dicevo, per renderlo anche meno energivoro, no? O efficientarlo proprio da un punto di vista delle sue prestazioni, abbiamo bisogno di un'attività chiaramente di ricerca, di innovazione, di approfondimento, no? E certamente presso gli atenei veneti in primis troviamo queste competenze. Se vogliamo valorizzare, diciamo, un rifiuto che oggi sarebbe destinato alla discarica o alla termovalorizzazione con un costo, e invece vogliamo capire all'interno di questa materia in realtà se ci sono delle proprietà nobili che possono essere in qualche maniera valorizzate, bisogna fare uno studio, bisogna fare una ricerca, bisogna fare dei test, eccetera. E in questo caso, nella misura in cui non si hanno risorse interne all'azienda in grado di sviluppare queste attività, certamente gli atenei veneti e il sistema universitario è pronto. Come Green Tech, ad esempio, abbiamo sviluppato delle partnership
delle partnership molto strette con i vari dipartimenti, perché crediamo assolutamente in questo tipo di collaborazione e perché abbiamo già verificato degli ottimi risultati molto concreti. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione. Abbiamo, credo, dato degli spunti alle aziende per cercare di cavalcare anche questa opportunità, perché non è soltanto un onere, anzi è un dovere, io direi, quello di cavalcare la transizione ecologica, ma è anche un'opportunità. Abbiamo fatto con un gradito ospite che ci ha spiegato di Green Tech Italy, il dottor Cancino, e vi do appuntamento alla prossima puntata e vi ringrazio. Saluti a tutti.